Eccoci qua. Desiree, ti posso Bentrovati. presentare questo meraviglioso pubblico? Che pubblica? Se ti dico Pubblica a una cosa- casa, diciamo, come modo di No, dire, tu dici. Se ti dico una cosa non ci credi. Dai, dimmi. Hanno bloccato l'aeroporto di Catania. Perché hanno bloccato? Che è successo? La Un terra mare dell'Etna? di gente. No, No, ci che sono più succede? di 3 milioni di persone che vogliono venire a vedere la trasmissione. Ma da dove vengono queste Da persone? tutto il mondo. Ma da che tutto il mondo. dici? Da Ma che tutto il cosa mondo, guarda, dici? dei nomi, poi sono. Comunque. Ma Scusate, che no. dici? Esageri tu, esageri. Saluto la camera di Desiree, saluto la mia camera, saluto la camera dell'artrosi cervicale. Vai, vai. Vai. Devo salutare. Hai finito? Ma ultimo, ma non ultimo. Chi? Lo zio Gianni, come stai, zio Gianni? Non lo vedo in forma oggi, lo zio Gianni, un poco pallido. Mi sembra un po' pallido, sì. Allora, è vero. Desiree, non hai l'idea chi mi ha telefonato? Chi ti ha telefonato? Dimmelo, chi ti ha telefonato? Chi ti ha telefonato? Mi ha telefonato il ministro della cultura francese. E che voleva il ministro della Cultura Hanno francese? diminuito le persone che vanno a vedere il Louvre e la Tour Eiffel per colpa nostra, perché sono tutti a guardare la nostra trasmissione. Cioè è incredibile, ti rendi conto? Posso dire che esageri tu? No. Lo sai perché esageri? Perché Solo esagero? perché ti hanno detto che siamo la trasmissione di cucina più vista in assoluto, tu poi ti monti la testa, esageri, Io non vai a mi monto, fantasticare. Io mi posso montare Cioè, la dico, panna, dai, non parliamo la della testa. Sicilia, E giusto? mi ha detto, sai che mi ha detto Che in t'ha francese detto? così? Monsieur le Totin, le sofron dice sono le monsieur de Louvre, ma sei tu i due sono ti per Ma fare. chi sta dicendo? Ma Come che sì? cose? Ma non è francese Questo è quello. francese. Non è francese. Desiree, un indovinello. Vai, sono pronta. Cosa nasce se facciamo incrociare un serpente e un porcospino? E che ne so io, cosa nasce? Un metro di filo spinato. Non ho riso. Come? Non ho riso. E io questo volevo. Che hai detto? Non ho riso, mi E la dispiace. puntata di oggi si chiama Non ho riso. Lo sai perché? Ora ride, però ora ride perché penso a zio Gianni. Me ne posso andare? No. Allora, perché non ho riso? Non me ne posso Perché andare. ci sono dei piatti tradizionali che si fanno con il riso. devo dire, ragazzi? E noi siamo andati insieme a Desiree alla ricerca, siamo stati alla Biblioteca Ma quando Nazionale vai? di Sono Barcellona, venuta, ma quando in vai? Spagna, e abbiamo visto che, dai, dillo, e abbiamo visto che oltre la paella, Sì? che è fatta con il riso, si fa anche con la pasta, con lo spaghetto spezzato. Con lo si spaghetto. chiama fideuà. Fideuà, mettete che non avete il riso a casa. Esatto, Come perché la facciamo barzelletta paella? non funziona. Facciamo una bella Facciamo una fideuà. bella con Vabbè, riso, dai. Iniziamo subito la Iniziamo ricetta. subito. Allora, prendiamo la paella. Però questa è Così. la pentola, quella là. Esatto. Della paella? Esatto, è quella Giusto? deve essere. Mica no, deve essere quella. E andiamo a riscaldare. L'aglio, lo sai perché non glielo metto? No, io perché non ce n'hai? No, non è fino. Ah, non è no, fino. no, Io neanche lo secondo lasciamo me. stare. Non è fino. Lasciamo stare. Ma ci andrebbe l'aglio, ci andrebbe. Ci andrebbe l'aglio, però noi. Cioè, allora, se lo volete mettere lo mettete, se non lo volete mettere lo mettete. Non lo Va bene? mettete. Vabbè. Cominciamo la preparazione. Qui che cosa abbiamo? Allora. Abbiamo il macinato di maiale, abbiamo il pollo, abbiamo il calamaro e abbiamo i peperoni. Quindi mari e monti. E poi abbiamo anche i piselli. I piselli. No, diciamo che tradizionalmente è la ricetta della paella. Mi dai quello per favore? Che cosa quello? Quello, L'olio? olio, grazie. L'olio. Grazie. E andiamo così, guarda. Oh. Mettiamo una bella quantità di olio. Qui stiamo andando avanti. Sì. Ma sì, brucia, sì, brucia, Brucia, sì, brucia, c'è. E allora cominciamo a mettere gli ingredienti. Mi dai un cucchiaio? Certo. Primo ingrediente, mettiamo il calamaro, perché così andiamo a sporcare del sapore del mare. E certo, il pesce. Questa cosa qui, vedi? Anche se c'è caduto qualche peperone è poca cosa. Così. Ma lo potevi lavare così. tu però. No, il vabbè, il calamaro. peperone là è. Ecco qua. E facciamo andare avanti. No, lasciamolo qua. Vabbè, Dobbiamo ok. fare tutta la procedura della cottura di questo prodotto. Sì. Vedi? Senti che già. Ah, mi ricordo che l'abbiamo fatto. Brava, che l'abbiamo poi- fatto come paella, ora lo faccio vedere con la pasta. Il riso lo metti capito? alla fine, quindi la Brava, pasta la e la metti alla pasta la fine. metteremo alla fine. È un po' un procedimento al contrario. È il procedimento della paella, diciamo che è il procedimento del risotto, della cosa, però noi stiamo facendo prima questi ingredienti. Appena Quindi. cominciamo a sentire questo buon odore, andiamo Mettiamo il a sale. salare il primo ingrediente, così. Così. Ok. Ok, va bene così.
Dopodiché andiamo a mettere il pollo. Questi tocchettini di pollo. Questi cosa sono? Dei tocchettini di petto di pollo? No, tipo? questa è coscia, dovete dire al macellaio se non ve lo volete pulire voi, dovete dire al macellaio. Me li date tocchettini di coscia? Esatto, di mi pollo? disossa una coscia e me la dà. Capito? E voilà. Andiamo a mettere tutto così. E andiamo avanti con quest'altra cottura così. Ottimo. Abbassiamo un poco il fuoco perché ci sembra un poco alto. Che è un po' strano di solito mischiare pollo col pesce. no? Però poi ti faccio vedere cosa viene fuori. Vabbè. E stiamo facendo, non mi ricordo come si chiama. La reazione di Maillard. Se non ci fosse lei io non l'avrebbe saputo mai. Spiegalo che cos'è la reazione di Maillard. Allora, la Per gli reazione- ignoranti, spiegalo, dai. Spiegalo tu che lo sai che No, la tua spiegalo tu. No, ora spiegalo tu. La reazione di Maillard, che ha inventato Maillard, Sì, c'è sì. niente che di meno. Ma mi dici un'altra cosa Sì. che ha inventato Maillard? Un'altra? La sai? C'è solo chi ha inventato la reazione di Maillard? Allora, meschino, Gio Cristiano famoso in tutto il mondo per la reazione di Maillard. Un'altra cosa che ha inventato Maillard. La reazione ha fatto anche la reazione. La reazione di Maillard. La reazione di Maillard, sì. Dai, Vabbè. allora, cos'è Adesso la i nostri autori lo cercano qui che cos'altro ha inventato Maillard. Veramente, dai, cos'è? Dai. E praticamente che cos'è? I pori Brava. del pesce, della carne che si chiudono. Brava, Si chiudono e si forma quella specie di crosticina. brava. ah, Che chiude proprio i pori, che trattenendo chiude a i sé pori. i liquidi. Chiude i pori. Giusto, sì. trattenendo a sé i Chiude liquidi. come una pulizia del viso particolare Brava. che vi va a chiudere Dobbiamo tutti i aggiungere un pori. altro poco di sale per via della La reazione di che abbiamo Maillard. unito il Ah, pollo. no. Ok. Così. È un chimico francese Maillard, Sì, lo sai Maillard tu? è un chimico francese, sì, sì, sì. E quindi ha inventato anche qualcosa di chimica. Sì, immagino, certo, no? certo, certo. Vabbè. La reazione di Maillard è inventata da lui, poi ha inventato subito dopo, avendo fatto questo lavoro, la reazione di Pollard. E che cos'è la reazione? Una era di Maillard, maiale, l'altra di Pollard, pollame, e la carnade. Aspetta. Oh mia bella Madonnina, che te brilla e te lontana. La guarda, senti che sì. come è cambiato il profumo di quello che stiamo facendo. Lo sento. Allora, A questo punto andiamo a mettere il macinato di maiale. di maiale. Nonché tipo potrebbe essere anche macinato di salsiccia. Quindi io vedo che tu praticamente inserisci, aggiungi gli ingredienti man mano che sono cotti. No, man mano che sono rosolati, perché poi la Rosolati. cottura la raggiungeranno tutti insieme. Capito? Andiamo Ok. a smacinare questo macinato di maiale che vi dovete fare dare la coscia. O meglio ancora, che è un poco più consistente, un tritato di capocollo. Un se vi tritato piace di più. capocollo o di coscia. O di coscia, esattamente. Ma tu lo sai che la reazione di Maillard è divisa in 3 fasi? Dimmi. Prima fase, seconda fase e terza fase? Oddio, Avanti. mi dici qual è la prima fase? Qual è la prima fase? Prendi la carne e la butti nella padella. Seconda fase? Aspetti che si cucina. Terza fase? La mangi. Signori, io penso che la cosa che mi fa piacere, sapete qual è? Che lei non era così. E se non era così, dopo siamo alla seconda stagione di questa bellissima... Scusa un attimo. Oh mia bella Dai, Madonnina, smettila, parla per che di più te del brilla e te discorso lontana. poi. Siamo alla seconda stagione di questa meravigliosa trasmissione e lei è migliorata e adesso andiamo con questo, guarda. Alla fine peperoni, ma i peperoni Guarda. però, scusa, non vanno prima i peperoni che No, cuociono di io più? no. No? Perché no? Perché io li voglio croccanti. Ah, ok. Dobbiamo E allora lasciare- dillo. aggiungiamo un altro poco di sale. sale, così. Vai. Ecco qui. E adesso dobbiamo aspettare quei minutini. Ma senti, ho visto che non hai aggiunto una parte liquida. E ancora no. No? E ancora no. Madonna mia. Ancora no. Dobbiamo Che fare. padronanza, che Ecco, padronanza. ora mi dai. Guarda, qui c'è un mestolo
piccolo, me lo dai. Mi avvicini quell'acqua di pomodoro? Acqua di pomodoro, come Allora, fatta questa è l'acqua di una pomodoro? salsa diluita di pomodoro, però cotta, molto diluita, e ho aggiunto del fumetto di pesce. Ah, ok. Fumetto che ho fatto con le teste dei gamberi, con queste cose qui. Perché andremo ad Le teste di aggiungere gamberi senza occhi, senza occhi, brava. perché gli occhi Amarificano tutto. amarificano, rovinate tutto, Brava. senza occhi. Ecco qua, spostano queste. Eccoci qua. Adesso dobbiamo lasciare cuocere, cucinare, perché si stringe, cominciamo a recuperare i fondi ed andiamo a mettere un ingrediente elegante, meraviglioso che è... Elegante, cos'è Sì, elegante? piselli che con la loro... Ah, elegante, ho capito, pensavo elegante Andiamo a senza mettere vabbè. i piselli. I piselli, che questi sono già cotti, ho visto. Esattamente, giusto? certo, Mm. certo. Ecco qua. La senti come sprigiona profumi? Sì, sì. E ti dice, guarda, è come per magia in cucina, di stop. Stop. E come per magia? Pronto. Abbiamo fatto la preparazione della fideuà, hai visto com'è diventato? Ho visto. Allora, senti, quanta cottura? Ci abbiamo dato quei 35 minutini, 40. Assaggiamo, vediamo com'è. Non è, no, Vediamo se è non lo cotto, devi ragazzi. assaggiare, l'assaggio alla fine. No, veramente. Buono. A questo punto aggiungiamo la pasta. Oh, Così, guarda. E questo è lo basta. spaghettino rotto, giusto? Sì, spaghettino rotto che lo puoi rompere da te oppure lo compri già spezzato perché lo vendono. Ah. E questo come si cucina così? Così. Senza niente? Senza acqua? niente. Ora aspetta, abbiamo quell'acqua lì. Questo in 5 minutini è già pronto. Allora, sembra quello che scherzo. abbiamo detto è un brodo di pomodoro. Sì, e lo cominciamo. Guarda, ora che ha preso tutti i gustibus che non è disputandum, Sì? Che facciamo? Aggiungiamo quella? Piano mi piano? passi quella, Ecco, allora, qua. dico, se prendevi il mestolo grande non era meglio, no? Ti Ma la spiegavi poesia prima. dov'è? La poesia, dobbiamo fare No, le ma la cose potevi tipo buttare Caselli. anche così, Brava, direttamente, brava, scusa. così, Cioè, mi piace. Non lo so, perché Così non lo mi fai con piace. cucchiaino? Sì, esatto. Allora, Ci sarà un momento in cui io potrò parlare con i nostri autori. che e con cosa la vuoi dire? direzione. Cosa? Lo so Cosa io, vuoi cosa dire? voglio dire. Che devi Lo so dire? io Dai, cosa voglio parla, dire, lo dilla so io. chiaro, chiaramente. Dilla chiaramente. Dell'olio me lo dai per favore, Madonna? Ecco, E a questo punto mettiamo questo filino d'olio e lasciamo cucinare. Nel frattempo, guarda che cosa che facciamo. facciamo? Siccome dovremo andare a usare i gamberi, Sì, accendiamo questo così, prendiamo i gamberi e prima dei gamberi, con i gamberi sai che facciamo? che facciamo? Consigli per i No, io consigli. che devo dire, ragazzi? Ma è normale secondo voi? Consigli per i consigli, ma E rieccoci qua. siamo qua. Parlavamo dei gamberi e ora li faccio vedere la preparazione in Cina. Dai. Che è una preparazione stupida, E il non è tocco niente finale, di i particolare. gamberi, giusto? Quello Gambero rimane andate- così, non sì, va toccato assolutamente. più. Poi andiamo così. I gamberi li fai fritti? No, sono saltati in olio, più o meno. Ora l'olio si abbassa perché abbiamo abbassato di temperatura. Questi così. Mentre questi mi dai uno spelucchino, un coltello. Certo. Nello stesso piatto, guarda che cosa facciamo. 1, 2, 3. Dei tocchetti così di gambero. Esattamente. Ok. Ok. E li andiamo a catafollare. Ah, così. li aggiungi qua. Ok. Così il gambero ci dà quel bel sapore intenso. Ok, questo lo possiamo togliere. Questi guarda come sono diventati. Vedi? Senti, con la tua gentile mano Che devo fare? daresti un colpetto di sale? Ah, lì, Non certo. troppo. E voilà, Va bene? perfetto.
questi li lasciamo qui. Si sono già quasi cotti, tranquillo. E passiamo alla seconda ricetta. Dai, qual è la seconda ricetta? La seconda ricetta è il sartù di riso, che tipicamente partenopeo, ma noi lo abbiamo fatto con la pasta. Con la pasta? Si può fare un sartù con la pasta? No. Sì, chi lo dice di no? Anche se nasce con il riso, noi lo facciamo, con la pasta. E abbiamo già della pasta che abbiamo prebollito, vedi? Ok. Quasi al dente. E cominciamo ad aggiungere gli ingredienti per fare il sartù. Cominciamo con la salsa. Questi li mettiamo da parte, guarda, li mettiamo qui. Li lasciamo così. Li lasciamo così, ci servono lì. Dai. Adesso mettiamo la salsa nella pasta per formare il sartù. Ecco, va bene questo. Scusa, potevi usare quello piccolo allora. Perché? Ma un'ora, prima perché te ne serve tanto e prendi il mestolo piccolo, adesso te ne serve poco e prendi il mestolo grande. Parlerò solo in presenza del No, mio legale. sei inadeguato. Ne devo mettere vedi? ancora, non parlare. Allora, devo scusa, mettere prendi ancora. questo, tieni, guarda. Tieni questo, quanto ce ne vuole? Hai finito? Basta. Basta. Scusa, ma che devi fare con questo mestolo Ecco. così grande? A che ti serve? E allora, quello che abbiamo fatto? Abbiamo messo della bella salsazza qua. Visto? Ok. Che è salsa di pomodoro con aggiunta un poco di concentrato. Ora non è che vi devo fare vedere come si fa la salsa, chi si non sa sa fare la salsa. Allora. E poi abbiamo fatto un ragù di maiale, Sì. che il sartù prevede un ragù di maiale che sia misto, per cui abbiamo un po' di salsiccia, un po' di maiale, insomma leggero. E andiamo a prendere questo ragù e lo catafolliamo qua dentro Lì, così. bellissimo, niente, così Guarda. leggero, pasta. Ma questo è salsa, il piatto tipico, ragù di è il piatto maiale. tipico del Natale, della Pasqua, Bello, capito? Per cui bellissimo. almeno in quei Poi momenti forse uno col dai. riso era più leggera, almeno c'era il riso. Esatto. Invece noi con la pasta. No, il riso dava la leggerezza. Certo. Sì, la leggerezza dava. Ma non è finito qua perché è un piatto da mangiare la sera prima di andare a letto. Bellissimo. Per rimanere leggeri. Poi aggiungiamo dei piselli, che il sartù deve avere Certo. i piselli, così. Questo lo mettiamo qua. Poi aggiungiamo un po' di caciocavallo. Mi dai? Ci sta, ragazzi. Aspetta, lo Caciocavallo prendo ci io. sta. Però il caciocavallo mi serve per la ricetta. Mescolo? Sì, I brava, piselli? brava, Dai, guarda, brava. mescoliamo un po'. Avanti. Brava. Nel frattempo io taglio il caciocavallo. Che, insomma, la provola, diciamo che per i napoletani la provola la mettono ovunque, pure nel caffè. E questo basta, così avvicino. Avanti, così. Qua dentro, mescola. Caciocavallo, ancora. Poi che ci Mescola. mettiamo? Ora ti faccio vedere. A questo punto, con questo macinato, che è un macinato semplicemente misto, abbiamo fatto le polpettine. Mettiamolo. Aspetta, no, le polpettine le mettiamo dopo. Guarda, questo le togliamo, mettiamo qua. Perfetto. A questo punto prendiamo la teglia che ci occorre per fare il sartù, che l'abbiamo già Dai, pre-informata. preparata. Hai visto? Ok, quindi l'hai L'abbiamo vestita tipo come se ammollicata. fosse... Sì, ammollicata, va Questo bene. lo mettiamo qua. Vai, sorella. Vai, A quindi, questo punto mi dai il cucchiaio quello grande? che ti do il cucchiaio grande. Sì, il cucchiaio grande, il cucchiaio Tieni, grande. Guarda, questo te lo eccolo. regalo a te. Allora, questo io. Mettilo. Guarda che cosa facciamo. Prendiamo Quindi. e mettiamo così. Facciamo un recap degli ingredienti. Vai, Bello, vai. che già ti viene la fame. Solo... Vai. Allora, pasta. Ma senti, pasta, tu hai usato questa? Ma Gli gnocchetti sardi. qualsiasi lo tipo puoi- di pasta? Sì, volendo sì, però non mettere rigatoni, no, No, sennò no. perde il senso che ci manca il riso, ma abbiamo messo qualcosa che più o meno la possa Salsa di somigliare. pomodoro, ragù di maiale, piselli, caciocavallo. Sì. Basta, per adesso No, basta. è Le proprio, uova, non le è uova ci caciocavallo. mancano. Che c'è? Non ci mettiamo due uova Che fa? sode? Non ce le metti due uova? Scherziamo. Che ci fa? La leggerezza la dobbiamo Che mantenere. ho mangiato, no? Ho mangiato solo un po' di salsino. scusate. Ma che cosa c'era? Noi Niente. c'erano le facciamo uova, queste il ragù di ricette, ma maiale. aspetta, diciamo una cosa seriamente. Che diciamo? Facciamo queste ricette non perché non vogliamo fare cose leggere, stiamo facendo quelle ricette che ne potete approfittare
nei momenti così di famiglia, quando è Natale, quando è la Befana, quando ci sono questi momenti qua. C'entra la Befana così perché No, dici dico me con la Befana, che no, c'entro io con la Befana? no, scusa. perché c'entri tu con la Befana, dai. Vabbè, Eh. quindi. E quindi continuiamo a mettere Vabbè, questo uno lo può qua. fare quando vuole, lo può fare la domenica, lo può fare per le feste, lo può È fare se chiaro, c'è un evento, lo può fare il anche senza problema- evento. Il problema di noi del sud, sapete qual è? Il problema di noi del sud è che se facciamo un piatto del genere, al nord sarebbe un piatto unico, non mangiano altro. Noi In che invece senso? no. Dopo una cosa del genere noi abbiamo la certo, salsiccia, il che fa? balsamago, Un poco di involtini, una un poco manciata, di... esatto. Un bell'arrosto di maiale non ce lo fai, scusa. Così, 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 così e così. Va bene. Guarda. Mozzarella. Qua, 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 qua e qua. Abbiamo contornato e adesso Ecco, quindi questo fungerà tipo da ripieno praticamente, giusto? no, già il ripieno è dentro perché abbiamo messo la carne, abbiamo messo i piselli. Però quello sarà un cuore filante. Ti piace Bravo. il cuore filante? Bello, bello. Un cuore Quasi, filante. mamma mia. O desirè dal cuore filante, vatinne e ti levi di davanti. Così, va bene. Che c'entra? E c'entra perché tu... Senti, ma la nostra paella Vai che tranquilla, lei non ha Sicuro problemi. che non si brucia? Anzi, spero che ci faccia un po' di crosticina, fa? Si perché raccoglie il quella... fondo di cottura. No, è la crosticina quella La importante, come crosticina è importante quella nella importante. paella. Cugina, che te ne pare, Che cugina? devo fare? Che te ne pare, dico, cugina? Mi sembra che promette molto bene la puntata di oggi. Eh? Così. Così. Cugina, il saltù di pasta, i napoletani staranno facendo come i pazzi a questo minuto, lo sai, vero? Là, metticelo un po' là, guarda. Lo sai, i napoletani staranno facendo i pazzi, vero? Perché? Perché è il riso, la ricetta originale è il riso e noi l'abbiamo stravolto. No, ma col riso è troppo leggero. In schema. Ok, Allora, aspetta, c'è quindi, un tocco. questo senti va infornato immagino, Certo, no? certo. E poi ti faccio vedere che cosa si fa. Allora, dobbiamo innanzitutto imbardare con un pochino di pangrattato, così. Così. E tu vuoi là. Fatto questo, Parmigiano, andiamo a glielo mettere- metti no, un po', no? Lo andiamo a mettere in forno. Mettiamolo in Va forno, bene? dai, no, il parmigiano no. Lo facciamo più leggero, senza Ok. Senti, dimmi questa, quanto sta in forno quello? Quello deve stare in forno una ventina di minuti a 200 gradi e 5 minuti dopo ventilato a 220. in E la modo che si pasta come l'hai crostifica. usata al dente, hai detto? Certo, pasta al dente. Noi non l'abbiamo... Aspetta. Poi ma che la madonnina che te preletta, non da... Mi viene, non Ti lo viene la so. nostalgia così del nord. Odora? Eh? Basta, che facciamo? Siamo Facciamo- pronti? quasi Puliamo e pronti. assaggiamo? Aspetta, No, aspetta. un filo d'olio. Quindi guarniamo con, così con i gamberi. Guardiamo, si dice, non guarniamo. Guarniamo si dice. Guardiamo. E siccome questo, Questo è me lo in più, mangio io, dai, che dobbiamo fare? Allora, senti quindi, che sta bruciacchiando sotto. che vuoi fare? Vuoi pulire per assaggiare? Puliamo e passiamo all'assaggio. Tanto, quasi pronto pure quello. E siamo al momento dell'assaggio. Vi comunico che purtroppo oggi non assaggia nessuno, dovete solo guardare le pietanze. Ma e chi l'ha non si detto? Non assaggia. A me assaggia l'hanno detto gli nessuno. Ma autori. prendi un piatto, ma che Gli ti dicono a autori. te che non conti niente? Vabbè. Prendi un piatto, dai. Stati Gli autori. bene. Guarda che io conto in tutta Italia. Che conti? Io continente, incontinente, io. Capito? Prendi un piatto, dai. Va bene. Prendiamo questo, sai per fare che? Perché? Per assaggiare. Per sformare il sartù, Ah! nella speranza di sformare. Va il bene, ma anche se non si sforma, che importanza ha? Ce Ah, lo mangiamo lo importanza. stesso, no?
E voilà. Mi dai uno spellucchiere? Certo. Diamo così. E voilà. Ora chi si brucia? Io. Vai. Però brucia. Bruciano le punte della teglia. Il sartù! Niente, uno spettacolo. ragazzi. Ferma, non Uno toccare spettacolo. niente che non abbiamo finito. No, non tocchiamo niente. Non abbiamo Chi finito. lo tocca? Ti dicevo che avevamo fatto delle polpettine Ah. che vanno qua, così. Si prende il sugo, No. così, e si mette qua. E si così. mette qua. Mamma mia, niente. Ottimo, giusto per finire in leggerezza. Questo Poi. andiamo, mettiamo il piatto prima qua, così i nostri cameraman lo inquadriano. Guarda. E la paella, cominciamo dalla paella. Cominciamo alla paella. Si chiama fideuà, non si chiama fideuà. Fideuà. Ma io mi Aspetta fido. che ti prendo il piatto. Aspetta che prendo il piatto. E prendo il piatto e lei assaggia. Mi dai un cucchiaio per favore, una forchetta per favore? Guarda, spero solo che si sia un poco incrastato. Poco, speravo di più. È incrassato. Guarda. Me la chiamate! No, volevo far vedere, guarda, lo sto indicando. C'è un po' di crosticina. Metti un gamberone, quello là. Metti quello là. No. Perché quello mettiglielo, dai. Ci sta bene? No. No. Vabbè. È vivo ancora, guarda. E questo lo mettiamo. Mi assaggi la fideuà. Dai, di che sa? Di paella, ma non è Mi paella? assaggi la fideuà. E mi dica come sa. Cioè adesso c'era la... almeno com'è. È spagnola proprio. Hasta la vista. Olè! Buonissima, sai? Grazie. Finito? Senza riso, ma... Va bene. No, vabbè, dico, va. Dobbiamo porzionare quella, no? Lo devi tagliare quello, Sì, no? mi dai un coltello? Mi dai una forchetta, mon amour? E vabbè, il cucchiaio è lo stesso, dai. Questa è forchetta, giusto? Questa. Guarda, stiamo tagliando una bellissima porzione. Voilà. La polpettiera e la polpettiera. Buono, va bene, questo lo continuo dopo. Non usa questo, dai. Allora, usa. quello non lo rovinare che me lo porto a casa, esatto. esattamente così com'è. Scusate. Allora. Così? Sì. Mamma mia, guarda il cuore filante, guarda. E che cos'è? Che cos'è? La polpettina la vuoi? Dove sta a fare le mani? Non lo so, non c'è la polpettina. Un primo, secondo, terzo unico. Cioè, Non ci pare. ma quale riso? Perché? Riso? Ciao, ci vediamo alla prossima. Ma la prossima non si assaggia. Ma chi l'ha detto? Fideuà, 400 g di spaghetti spezzati, 400 g di tritato di pollo, preferibilmente la coscia, 400 g di tritato di maiale o di salsiccia, 500 g di calamari, 10 gamberoni, 2 peperoni, 500 g di piselli, 1 litro di fumetto di pesce con un cucchiaio di concentrato, sarto di pasta, 500 g di gnocchetti sardi, 500 g di macinato misto, 500 g di pelati, 500 g di piselli, 4 uova sode, 100 g di provola, 200 g di mozzarella, 1 litro di sugo di pomodoro, passata, mezzo bicchiere di vino rosso, pangrattato,
olio extravergine di oliva, soffritto di sedano carota e cipolla,